Sconfitta pesantissima per il Favara Ragusa, scontro diretto vinto dagli ebrei che staccano la squadra di Infantino di 4 punti, lasciandola al penultimo posto. Si fa difficile adesso il cammino verso la salvezza diretta per i favaresi, visti anche gli altri risultati che vedono la vittoria di San Cataldese ed Acireale. Partita non bella con il Ragusa che ha costruito la vittoria gestendo la rete del vantaggio segnata da Callegari al 16°. Rete contestata vivamente dai favaresi per un presunto fuorigioco. Nel primo tempo solo una conclusione dei giallo-blu con Varela nei minuti iniziali, troppo poco per una squadra che deve fare punti soprattutto in questi scontri diretti. Nella ripresa sostenuta dai ragazzi della curva nord andate fino a Ragusa, i giallo-blu sono sembrati più propositivi, ma alla tanta mole di gioco non sono arrivate le conclusioni a rete. Squadra sbilanciata in avanti alla ricerca del pari e Ragusa che in contropiede ha punito con Golfo che insacca alle spalle di Lauritano. Negli ultimi 10 minuti il Favara esce l'orgoglio e gli artigli, ma è troppo tardi. Non basta la rete di Varela a rimettere in parità il match giocato fino al 97° per le tante interruzioni di gioco nel finale. E domenica prossima al Brucoleri arriva il Messina.